Ben ritrovati dalla redazione. Un pensionato di 85 anni, Gino Causero, è morto ieri pomeriggio schiacciato da un trattore che stava guidando mentre faceva dei lavori nel suo orto in via delle Vigne a Corno di Rosazzo. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, l'uomo ha perso il controllo del mezzo agricolo, cadendo e rimanendo schiacciato sotto il veicolo. Il personale sanitario intervenuto sul luogo dell'incidente non ha potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri della compagnia di via Hermet a Trieste, con la collaborazione dei militari del NIL, il nucleo ispettorato del lavoro, e del NAS, nucleo antisofisticazioni di Udine, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso alla verifica della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno dato esecuzione al servizio straordinario di controllo del territorio. L'esito delle ispezioni ha consentito di accertare l'impiego di lavoratori non registrati e inadempienze in materia di sicurezza. Giuseppe Petronzi è il nuovo prefetto di Trieste con funzioni di commissario del governo per la regione Friuli Venezia Giulia. Lo stabilito il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Per Petronzi, che da maggio 2024 ricopriva l'incarico di commissario del governo per la provincia di Trento, si tratta di un ritorno a Trieste dove tra il 2018 e il 2020 era stato a capo della questura. La storica stazione di Trieste Campomarzio diventerà il secondo grande museo nazionale ferroviario del gruppo FS dopo Pietrarsa. L'investimento complessivo per la sua ristrutturazione ammonta a circa 24,5 milioni di euro. La stazione museo sarà pronta tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza poco nuvoloso, venti deboli a regime di brezza, temperature minime in pianura fra 17 e 20, le massime fra 30 e 33 gradi, sulla costa minime fra 20 e 22, le massime fra 28 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.